Rapina a Pramaggiore, dimesso l'imprenditore raggiunto da un colpo di pistola a un piede, al vaglio i filmati del sistema di videosorveglianza della villa, non ancora trovata la Porsche di proprietà della vittima. E la rapina ha gettato nello sgomento il paese, la gente ha paura, cresce anche il risentimento nei confronti degli stranieri. Sentiamo. Blessaglia di Pramaggiore era un paese tranquillo. Da quando sono arrivati stranieri dall'est, soprattutto dalla Romania, gli abitanti hanno iniziato ad avere paura. È difficile trovare qualcuno che si esponga davanti alla telecamera, ma alla fine chi parla c'è. Oramai non è una novità Padovano. Io e Stival lo stiamo dicendo oramai da tempo, insomma. Io non ci trovo nulla di strano che il cittadino debba difendersi da solo. È inutile che ci facciamo ridere, no il porto d'armi, no western contro western. Corrotti, io non ci trovo nulla di strano se un domani mettiamo la foto del bandito con scritto wanted, vivo o morto, tot lire. Io non ci trovo, cioè per Gorgo al Monticano, io non ci avrei trovato nulla di strano se fossero state messe lungo la strada a vie Slarghi foto dei banditi con wanted, vivo o morto. E invece in questo paese di scellerati, no, tutti sono strappati le vesti. No, no, perché no? Spunta il nostro eroe Zorro e lascia il suo segno, una Z a chi è indegno, la Z che vuol dire Zorro. Zorro, 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 Zorro. Cioè, io mi vergogno andare a braccetto con gente come questa qua, Stival. Meglio soli che male accompagnati, o sbaglio?